suonata, marcia dominante. Verso il restando sincroni, le marcio, solo suonata, da capo a fine, ma stacco io, si va da capo, se necessario. Posso? Schieramento, attenti! Onori al Presidente Nazionale e al Vice Comandante Militare della Capitale. Prende la parola il Presidente Nazionale. Allora, sono commosso, e non è piaggeria la mia, sono commosso perché finiamo degnamente il percorso della staffetta Cremisi della Pace. L'abbiamo iniziata al Brennero, anzi idealmente l'abbiamo iniziata ad Ambras, al cimitero internazionale. Di lì abbiamo preso in consegna idealmente questa riproduzione della campana di Rovereto della Pace e l'abbiamo portata per tutto il fronte della guerra del 15-18. È un qualcosa che a viverlo come l'ho vissuta io è stato commovente, è stato di una pienezza di orgoglio che sento ancora, scusatemi, nelle vene. Io vi vorrei dire momento per momento, passo per passo, tutto quello che ho provato, e l'ho provato grazie ai bersaglieri che l'hanno organizzata, e ringrazio qui, magari lo farò anche in seguito, ma non finirò mai di farlo, i presidenti del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Novara, e dell'ordine sono Livio Figliolini per il Trentino, per il Veneto Bozzo Antonio e per il Friuli Pino Iaco. Grazie veramente. Purtroppo non voglio anche soffermarmi perché non voglio che prendiamo acqua, però troverete sugli iscritti dei nostri social tutto quello che per noi ha significato. Inoltre vi prometto, manderemo qualcosa sul nostro giornale e manderò qualcosa di personale per diverse sezioni per vedere di portarlo alle sezioni. Voglio anche ringraziare il comando della capitale nella persona qui presente del vice comandante del generale Restaino, che vi posso assicurare ci vuole un bene dell'anima. Io sono molto diverso, comandante, lo sai, e quindi ti ringrazio di averci seguito passo passo in tutta questa organizzazione, e non soltanto in questa ma soprattutto nell'organizzazione del raduno nazionale di Roma, che se abbiamo potuto svolgere, non mi dimenticherò mai di dirlo, è stato grazie allo Stato Maggiore dell'Esercito e a tramite il braccio del, che è in questo caso il comando della capitale. Voglio anche ringraziare per la cerimonia in se stessa il rappresentante della Croce Nera, quale Croce Nera abbiamo unità di intenti, che è quella di tramandare, di portare fra la gente l'orgoglio che noi abbiamo di essere cittadini discendenti da coloro che una volta erano avversari su quel fronte che abbiamo percorso e che oggi invece sono amici, e abbiamo celebrato in ogni loro la pace. Termino perché sono già stato abbastanza lungo, vi ringrazio di essere qui e proseguiamo nella cerimonia. Grazie.
Prende la parola il rappresentante della Croce Nera. Sono emozionato e onorato di essere qua oggi. Il mio onore è stato partecipare alla prima, e chiamiamola ultima tappa dei testimoni che ha percorso tutta la linea del vecchio confine della Grande Guerra. Voglio complimentare con tutti voi questa bella riuscita per farvi vedere a tutti che il Nato non è solo un'attività unita e quant'altro, quindi l'Ignoto deve essere un simbolo per tutti. Grazie. Prende la parola il vicecomandante militare della capitale, tenente generale Gerardo Restain. Grazie signor Presidente, rappresentante della Croce Nera, bersaglieri tutti, presidenti di sezione. Io, a nome del Comando Militare della Capitale, e consentitemi a nome di un bersautiere, visto che ho l'onore di essere stato, concessa la bersagliere d'onore, di darvi il benvenuto, di salutarvi, di ringraziare il Presidente e attraverso di lui tutta l'organizzazione dei bersaglieri, le sezioni che sono state citate, il signor Matteo Valentinotti, per aver ideato e portato a termine questa iniziativa. Questa è un'iniziativa che consente di prendere la testimonianza del Milite Ignoto, dei 100 anni del Milite Ignoto, e tramandarla per i prossimi 100 anni alle nuove generazioni. Il Museo dei Bersaglieri e il Comando Militare della Capitale è orgogliosa nel custodire e nel far conoscere cosa c'è dietro quella campana e quella ricostruzione. Grazie a tutti, a nome del Comando Militare della Capitale e di ognuno che nel futuro, grazie a voi e grazie a noi, potrà pensare a cosa c'è dietro quel simbolo della campana della pace. Grazie signori. Entra nello schieramento la campana della pace. Direttore? Ricordi a tutti cosa c'è dietro questa campana. Andiamo. Prego. Abbiamo vissuto un momento commemorativo di grande impatto emotivo, ascoltando le note della tromba che